Va ora in onda Musica Indipendente. Musica indipendente, il terzo tempo della nostra controinformazione musicale. Un saluto da parte di Sammy Varin che ci segue in diretta il venerdì dopo le ore 12, chi ci ascolta il sabato sera dopo le 20:45. Come va, come va, come va? Malissimo. Per fortuna c'è la musica indipendente e oggi, signori, siamo collegati con un gruppo che io non so come ho fatto a beccarle, perché sono perennemente in giro a cantare e a suonare. Signori, abbiamo con noi Alessandra ed Elisabetta. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ciao Sammy, grazie per Ciao! l'invito. Ma grazie a voi, ma Grazie. soprattutto grazie per essere insieme in un gruppo che si chiama, attenzione alla pronuncia è importante, come si chiama il vostro gruppo? Allora, Alea, che A- alcuni dicono Alea, a- però a- noi Alea. Aspetta un po' che devo fare le prove. Alea, ma no, anche se Alea, Alea, Alea. Alea o Alea, ditelo come cavolo vi pare, però adesso partiamo proprio da zero, chiaramente. Alea, dunque c'è il latino alea, ale, il rischio, azzardo significa in latino, oppure potrebbe essere un gioco perché una è Alessandra e l'altra è Elisabetta, quindi avete fatto un mix. Ma perché cavolo vi chiamate Alea? Ma in Raccontateci. realtà no, io sono arrivata dopo, quindi no, io non c'entro niente col nome. Ma in realtà è una cosa molto molto semplice, non troppo complessa. Dopo ho capito che c'era una complessità dietro al nome. Dopo, prima c'era l'istinto, poi c'era la conoscenza. Vabbè, niente, molto semplice. Alessandra è il mio nome, Ale, come mi chiamano le persone, ho aggiunto la A finale di Alessandra e così è nato Alea, giusto? Insomma, Poi, stavate a poi pensare. il destino ha detto tu ti chiami così perché c'è un motivo, perché devi vivere nel rischio, altrimenti non ne vale la pena. Parole sante, lo dite a una radio che si chiama Radio Libertà e noi Libertà. siamo quotidianamente nel rischio. Ogni volta che bussano alla porta è un rischio. E allora, signori, tuffiamoci nella musica delle Alea. Guarda, ti ho già messo al femminile perché è roba nuova, nuovissima, ma non si trova facilmente. Voi direte, su internet c'è tutto. No. Tra No. poco ne parliamo, ma prima lanciamo questo potentissimo singolo che lancia il nuovo album appena uscito che si chiama Apocalisse e la canzone è Fuori strada.
Guarda che questa è una bella lezione. Apocalisse, il titolo del nuovo album di Alea, la canzone intitolata Fuori strada, e queste sono parole sante. Troppo sesso ti stordisce. Non è sfuggita questa parola, questa condanna anche, perché stiamo condannando il fare troppo sesso al nostro regista Simone, noto playboy della Brianza, e giustamente cerchiamo di capire dove ci portano Ale e Betty in questo gruppo che trovate facilmente su tutti gli store digitali. Alea, scrivete così. Il nuovo album Apocalisse, però adesso vi diciamo come fare per averlo, perché si sono inventate una cosa molto particolare, ma soprattutto spiegatemi cosa c'è in questa fuoristrada. Ci siamo gustati anche il video, che ha anche qui un significato profondo, potente. Cosa avete messo in questo brano? Allora, ovviamente questo brano è tutta una metafora, ogni parola che sentite è una metafora, perché la metafora dell'incidente in questo caso rappresenta tutti quei fattori esterni, quindi informazioni, fake news, modelli preconfezionati, credenze, che ci allontanano dal sentire in profondità chi siamo e cosa vogliamo veramente. Quindi tutta questa confusione ci prepara ad un destino poco piacevole che ci allontana dalla felicità e dalla bellezza. Quindi il troppo, a volte di tutto, non ci dà la possibilità di godere abbastanza. Avete segnato giù: il troppo non ci dà la possibilità di godere abbastanza. A me mi avete colpito proprio perché l'Apocalisse ha un significato forte, un viaggio dentro di noi, leggo alla ricerca anche della genuinità dei valori che abbiamo dentro di noi, ma che troppo spesso abbiamo ormai chiuso dietro a una corazza, perché bisogna apparire in un certo modo, perché... E guarda che, sai, sentendo quello che trasmettono le altre radio, guardando la televisione, ragazzi miei, i valori con la V maiuscola non si sono mai scritti e non si scriveranno mai, ci mancherebbe altro, ma non vengono proprio neanche pronunciati, o se li pronunci sono tutt'altra cosa rispetto a quelli che erano i valori originali. Quindi state facendo anche qualcosa che è un po' fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Sempre. Anche fuori strada. Anche fuori strada, certo. Bravi. Ma perché senza le basi non si va da nessuna parte, cioè tutto rispecchia, no? In noi, ma anche al di fuori di noi. Quindi ci vogliono delle basi per costruire delle relazioni soprattutto. Ecco, che senza di quello veramente l'essere umano non può continuare a far finta che le relazioni possano andare avanti senza un valore, dei valori comunque profondi, altrimenti non c'è niente. Signori, Ecco. queste sono le Alea. E no, quindi adesso devo anche imparare come vi chiamo. Allora, vi chiamo le Alea o gli Alea o Alea senza metterci niente davanti? È un bel Alea casino. senza niente. Alea senza niente va benissimo. Bravi, mica che poi compaiono gli asterischi, è un casino dopo. Allora, sai cosa facciamo adesso? Ci sentiamo un altro pezzo che io ho avuto, ma soltanto perché sono io, da parte di Alea, perché questo album nuoviscio, che si chiama Apocalisse, ha una distribuzione molto particolare. Già. Ho sbirciato cercando in Instagram. Dov'è che siete su Instagram? Cos'è che bisogna scrivere? Alea-live. Alea-live, e c'è un motivo, perché queste continuano a suonare
Oh, c'ho qua, cioè io sono rimasto a bocca aperta, ma non vi fermate mai, ma come cavolo fate? Allora, vediamo, leggiamo il rosario, qui abbiamo domani sabato SBS Caffè Paruzzaro, provincia di Novara, poi abbiamo martedì 28 marzo Palazzo Pignano Cremona, il 24 a Cremona città, omaggio alle voci femminili, adesso ci parlate anche di questa cosa che state facendo molto molto interessante e girate in tantissimi locali e questo vi fa onore, ma soprattutto vi fate un culo quadro, signori, perché è anche pesante e sappiamo benissimo che non si diventa ricchi a cantare nei locali, ma fate un grande lavoro di cultura portando avanti, come dicevamo prima, dei bei valori e in questo caso parlando anche e rendendo omaggio alle voci femminili. Ma tra poco ne parliamo perché adesso, mentre in regia ringraziamo Simone, fa girare un po' di vostre immagini di questi eventi, trasmettiamo un altro pezzo estrapolato dal nuovo album Apocalisse, te l'ho detto, ce l'ho solo io e vi ringrazio, me la tiro moltissimo e tra poco diremo come avere questo album, se cercate davvero roba genuina, la musica del contadino, e non so se magari voi coltivate qualche pianticella, però è la pianticella della cultura, secondo me, che ci vuole, soprattutto non essere per forza allineate ai rapper che ci sono fuori in questi giorni, che c'ho quasi paura a uscire qua. Sentiamo Alea con Brividi. Un duo che a volte è anche un trio, si chiamano Alea, Alessandra Dresda, testo e musica, chitarra acustica e voce, Elisabetta Filippini, chitarra acustica solista e piccole percussioni. Girano i locali, se le volete dovete soltanto chiamarle,
perché Ale poi lo sappiamo, è un rischio, un azzardo, e quindi chi lo sa se ci sono quella sera, magari sono già impegnate. Ragazze, spiegatemi un attimo, prima di tutto, qual è il vostro segreto, come fate a girare così tanti locali, e se ne ho dimenticato qualcuno e avete sotto mano le date, snocciolatele, perché c'è bisogno di fare bella pubblicità alla musica indipendente. Ma naturalmente ci dovete dire anche il vostro album, che magicamente non è in distribuzione te c'ho qua il mio album. La vostra musica non si trova così facilmente su internet. Voi volete che la gente acquisti anche il CD fisico, che spesso non c'è soltanto il CD fisico. Avete inventato una confezione particolare? Mi zittisco, raccontatemi. Vai. Vai. Allora, siamo sempre state un po' alternative, infatti anche la ricerca delle date avviene tramite la maledizione di Alea, che è un meccanismo per cui chi non ci chiama chiude. Ma il problema funziona, Ragazzi, a questo punto diamo subito i numeri di telefono, chiamate al volo i locali che ci stanno ascoltando. No, si scherza, però vedete che funziona la cosa, non lo so, è nata da sola, quindi noi accettiamo quello che l'universo ci ha donato. E, invece per quanto riguarda l'album, abbiamo avviato un altro tipo di maledizione che è sempre di Alea, ma è un po' più alternativa, che è quella praticamente relativa all'ascolto, ovvero solo chi potrà mettersi in ascolto si salverà, inteso dal malessere della vita in generale, ovviamente. E quindi per mettersi in ascolto serve un supporto fisico per ascoltare, e quindi abbiamo abbinato il nostro album a un prodotto che è 100% made in Italy, è fabbricato da un'azienda del Trentino, è una cassa audio Bluetooth che si può collegare da qualsiasi dispositivo che ha appunto Bluetooth, ma anche un ingresso SD, micro SD come il telefono per intenderci, dove uno può precaricare l'album sul dispositivo direttamente. Perché l'abbiamo fatto? Perché crediamo innanzitutto nel valore della collaborazione, quindi abbiamo avviato questa collaborazione, siamo diventate ambassador di questa cassa che si chiama Repeton e la produce Magnifica Essenza. Se non potevo dirlo, dovevi dirmelo prima, ormai l'ho detto. No, tranquille, si può dire tutto. Ok. E quindi chi vuole acquistare l'album può scegliere questa modalità, ovvero di acquistare direttamente il dispositivo che poi può usare per ascoltare un sacco di musica, perché con una carica la batteria tiene più di 10 ore, quindi ben venga che uno passi 10 ore del suo tempo ad ascoltare buona musica, tra cui la nostra ovviamente, altrimenti cade la maledizione di Alea. E basta, in realtà poi si può trovare anche in digitale, ma lo devono cercare, non abbiamo voglia di utilizzare i soliti canali come Spotify o altre piattaforme, perché comunque queste piattaforme essenzialmente fanno un lavoro di distribuzione, ma non è che aiutano con gli algoritmi i musicisti di diciamo livello intermedio o comunque gli emergenti. Ovviamente il loro algoritmo calcola la distribuzione sulle canzoni che vengono riprodotte da un maggior numero di persone, quindi il cantante emergente è destinato a rimanere in un limbo per cui paga solo la sua piattaforma, e quindi noi non abbiamo voglia. Ci siamo rotte le scatole. Cioè, capite? Queste si ribellano. Abbiamo capito il meccanismo e ci siamo rotti. Si ribellano agli algoritmi. È la prima volta che mi succede, mi viene quasi da piangere, come fosse Natale, signori. Alessandra Dresda con Elisabetta Filippini sono in giro per i locali a suonare. Ripetiamo qualche data, dai, ripetiamo chi ci segue dalla zona Novara, Cremona. Voi originariamente da dove partite? Di dove siete? Allora, noi siamo la Brebemi. Siamo sparse. Le Brescia, trovate sulla Bergamo Brebemi e Monza, in realtà. Quindi non proprio Milano, però siamo della provincia di Brescia. La nostra bassista invece, che salutiamo, Veronica Bellettato, è in provincia di Bergamo, e Ilaria, la nostra batterista, è in provincia di Monza, Brianza. Quindi ci distribuiamo un po' in tutta la Lombardia.
Quindi, se volete portarvi a casa il CD fisico di Alea e magari anche questo gadget bellissimo che è l'altoparlantino, la cassettina amplificata che vi permette di ascoltare bene la musica dal vostro cellulare, beh, l'occasione è unica. O le contattate cercandole su Instagram, su internet e vi fate spedire tutto quanto, anche un bel regalo da fare al vostro lui, alla vostra lei, al vostro papà, originalissimo, il CD fisico, o andate ad assistere dal vivo in qualche locale, si mangia qualcosa, si beve qualcosa e intanto le vedete, le conoscete e me le salutate. Ricordatemi qualche data prima di salutarvi. Vai con le date, dai, le conoscete a memoria, recitate le Sì, date. a voglia. Sabato 22 marzo, Paruzzaro, SBS Caffè. Poi ci vediamo lunedì 24 marzo a Cremona, al San Paolo, e il 28 venerdì ci vediamo all'Arizona 66 di Palazzo Pignano con tutta la band al completo. E io chiaramente saluto anche Palazzo Pignano, abbiamo parecchi ascoltatori in zona e quindi qualcuno secondo me vi verrà a bussare. Sono locali dove si può prendere un drink, qualcosa di buono, Bere, si mangia mangiare, anche. bere, Fantastico. mangiare, ascoltare. C'è anche il parcheggio. C'è anche il parcheggio, cosa vuoi di più? Direi che è Importante, è importante anche il parcheggio, certo. Alea, cercate così, cosa si scrive su Instagram? Alea_live. Grande. Yeah. Veramente, veramente ci siete piaciute anche ai nostri ascoltatori che vi stanno scrivendo per fare complimenti qua, complimenti là, non vi vediamo e se non avete la TV canale 252 o sui social le dovete vedere dal vivo, cercatele nei locali e chiamatele soprattutto perché ripeto stanno facendo un lavoro culturale niente male. Negli ultimi 30 secondi non l'abbiamo nominato ma ricordiamolo, l'omaggio alle voci femminili, è vero? Sì, sì, un progetto che portiamo avanti da qualche anno, almeno una decina in realtà, e portiamo in giro un po' la voce delle donne nei vari formati, sia acustico che elettrico, per fare un po', insomma, il passaggio delle voci femminili nella storia del pop rock nazionale e internazionale. Diciamo le cantastorie moderne. Stupendo, roba buona signori, io sono veramente contento di avervi incontrato, vi trasmetto praticamente, siete in programmazione da sempre su queste frequenze, adesso che è uscito il nuovo album ancora più volentieri. Alea, grazie davvero ragazze, buona musica! Grazie a te Sammy, grazie a tutti voi alla regia, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Chiaro che la nostra musica non la si trova dappertutto, chiaro che chi sceglie Radio Libertà sceglie un'informazione più indipendente, diversa. Ciò che trasmettiamo su queste frequenze non è facile recepirla da altre parti allo stesso modo, eh no, molte volte anzi viene taciuta. E anche dal punto di vista musicale, la stessa cosa. La nostra musica non sempre viene trasmessa dalle altre parti, o forse siamo noi che andiamo a ricercare gli artisti più particolari, gli artisti più di qualità all'interno di un panorama che si chiama indipendente proprio per questo, perché sono artisti slegati ai grossissimi interessi. Ad esempio, è il caso, l'abbiamo con noi, Valentina Parisse, Ma ciao! buongiorno, buongiorno. Wow, io ti ascoltavo con estrema attenzione, è una delle più belle intro che abbia mai sentito. Wow. Che gentile che sei, che gentile. Solo perché sei appena uscita con un pezzo potentissimo che non vedo l'ora di far ascoltare. Ma poi, ragazzi, ci sono altri pezzi della Valentina Parisse che sono ascoltatissimi, guardatissimi. Allora, chiaramente, Valentina, anche l'occhio vuole la sua parte. Sei una bella ragazza, certamente, però qui c'è Ci si qualcosa di più. prova? Qui c'è qualcosa di più, Valentina. Non lo so, non lo so, non lo so. C'è una certa magia musicale, secondo me, che prende, che acchiappa l'ascoltatore. Allora, intanto abbiamo detto Valentina Parisse, cominciate a scriverlo sul vostro telefonino, sul vostro computer, cominciate a cercarla, ma soprattutto io lancio immediatamente questo nuovo pezzo, bello bello, uscito da poco, potente e soprattutto tra poco ce lo racconti, ma chi ci guarda in radiovisione sul canale 252 sui social, la prima cosa che dovete fare è guardare il video. Silenzio tutti. Valentina Parisse, a voi, Asteroide.
Altissima qualità, signori. Valentina Parisse è con noi, cantautrice, vagabonda, folle abbastanza per ambedue le cose. Aia. Chi è Valentina? Chi è Valentina? Ma guarda, è esattamente quello che hai appena detto. Mi ritrovo in tutte le parole che hai utilizzato e ne vado anche abbastanza fiera, nel senso, bisogna essere un po' vagabondi nella vita, ma inteso anche proprio come curiosità verso il mondo esterno, se no non potrei scrivere canzoni, sicuramente. È vero, bisogna essere così, ma nel tuo caso sei partita già da parecchio. Io leggo nel 2011 un disco Sì. realizzato tra Italia, Inghilterra, Canada, un tour importante e tappe molto importanti. Leggo Blue Note, ma leggo anche davanti a personaggi molto importanti. Raccontaci, Valentina. Ma guarda, io ho iniziato prestissimo, ero poco più di una ragazzina e diciamo sono entrata nel tunnel e non sono più uscita, come direbbe Caparezza. La musica è la mia vita, sì, diciamo che mi ha portata lontana nel vero senso della parola, perché io sono romana, vengo da Ciampino, che molti dei tuoi ascoltatori conosceranno causa aeroporto. È vero? E quindi niente, da lì io piano piano, io provengo da una famiglia peraltro molto semplice che non ha a che fare col mondo della musica, dello spettacolo, ma mi hanno sempre, come dire, molto aiutata nel cercare la mia strada, nel senso di libertà, visto che la tua radio si chiama Libertà. Mi hanno lasciato sempre tanta libertà, io me la sono presa e a poco più che 18enne me ne sono preso la mia valigia, i miei 4 spicci, come si dice a Roma, e me ne sono partita in Canada, dove ho dato forma al mio primo disco Vagabond, e da lì, proprio per quel tunnel di cui parlavamo prima, ho continuato e ho avuto, guarda, io parlavo qualche giorno fa, non mi sento tanto dissimile da un artigiano. O da un piccolo chimico che è nel suo studio e quindi cerca sempre di migliorare quello che fa, di trovare una formula migliore, e quindi ecco, il mio percorso è questo, è cercare di costruire sempre meglio, di riuscire a trovare sempre dei suoni sempre più interessanti che mi possano raccontare. E poi le parole, ovviamente le parole che mi hanno poi anche portato a incontrare personaggi mega personaggi, quindi insomma la creatività ci può portare lontano e può sicuramente farci incontrare persone che cambiano i nostri destini, almeno nel mio caso. Cioè, capisci come umile, non sta citando nessuno, non sta citando nessuno, ma se poi andate a sbirciare nella biografia notate che ci sono personaggi e palchi anche veramente molto importanti. Ma fermiamoci ancora un attimo sul pezzo che abbiamo appena sentito, che si chiama Asteroide. Che cosa ci hai messo dentro qua? Ma guarda, a me affascinava, io parto sempre da un'immagine, da una sensazione, e mi affascinava molto quest'idea che, cioè, a volte mi interrogo, ma da dove viene l'amore, la paura, non lo so, qualunque tipo di sentimento, la gioia, la rabbia. Sostanzialmente, per quanto per quanto si sia indagato, ancora una risposta certa non c'è, ed è la stessa cosa per l'asteroide. Cioè questa forza che arriva da lontano, non si sa bene da dove, ma è presente, esiste, e ahimè se arriva lo senti, e come lo senti esplode. Ed è un po' come i sentimenti, è un po' come io vivo i sentimenti in generale, in maniera abbastanza esplosiva, e così è nata la storia di Asteroide. Per quello che riguarda il suono, questo, come altri brani che, come dicevi te, arriveranno tra qualche giorno finalmente, è un lavoro che ho portato a termine a Los Angeles insieme a un amico caro, ma soprattutto un professionista gigante,
come Chris, Lord Algi, e quindi eccoci qua. Allora, Eccomi qua ce con la l'avete sotto Steroide. mano, il telefonino, scrivete Valentina Paris, andate a sbirciare il video di quest'ultima canzone Asteroide, le prossime che arriveranno, ma io già che ci sono sto cliccando e c'ho qua un altro pezzo di pochi mesi fa che lanciamo subitissimo insieme al video, quindi canale 252 del televisore, social. Ascoltiamo Minimal di Valentina Parisse. È l'alternativa alla musica di oggi, a quelle scalette tutte uguali che ci sono su tutte le altre radio, signori. Valentina Parisse, questa è Minimal, pezzo uscito un po' di mesi fa, ma già incetta di visualizzazioni, mai niente in confronto ad altri pezzi che adesso ti faccio nominare. E ripeto, Valentina, mi devi dire qual è il tuo segreto, lo voglio sapere. La passione, se proprio c'è un segreto, guarda, è solo la passione. E a volte mi dico, non so se è coraggio o incoscienza, ancora lo devo capire, ma lo capirò. Bello, ma ci vuole coraggio e tanta incoscienza e soprattutto sincerità e da quello che sento e ci stanno facendo anche i complimenti, brava, grazie Valentina, eccetera, e da quello che scrivono i nostri ascoltatori, ma c'è anche un audio forse, sentiamo, se l'audio che si saluta tutti, no, non era un audio, era un video che non so cosa sia, quindi non lo trasmettiamo, adesso c'è ascoltatori che ci fanno anche i video, mamma mia, è pericolosissimo. No, invece la sensazione che ho io, Valentina, che sei comunque fuori moda, cioè non segui per forza pedissequamente le mode musicali e questo ti fa diventare davvero un pesce fuor d'acqua a volte. È questa anche la tua pazzia. Ma guarda, è inevitabile, nel senso, io faccio musica perché amo la musica e non per la moda.
L'abbiamo persa, vediamo se la ritroviamo. Perduta. Perduta l'abbiamo la Valentina Paris, anche le linee telefoniche fanno le bizze, però capito, è una che ha questa pazzia dentro di lei, una pazzia musicale che la fa essere singolare, senza seguire le mode, senza star lì a guardare e dopo, e a quanto pare ha un fiuto pazzesco, perché le visualizzazioni di questi video, e vi assicuro che sono assolutamente nella normalità, uno si immagina, sì, sicuramente la Valentina Paris sarà perennemente in costume da bagno, eccetera. No, video assolutamente normali, guardatissimi. E io sono contento di questa cosa, perché sono gli artisti indipendenti che ci piacciono, genuini, e come il contadino che vende roba genuina ha successo, perché poi c'è la fila per comprare le cose buone, la stessa cosa in questo caso per Valentina Paris, con la nuova canzone che si chiama Asteroide, preludio a un nuovo album che esce proprio in questi giorni. Ma adesso, per salutarla, lanceremo altri pezzi e non c'è che l'imbarazzo della scelta, uno più guardato dell'altro. Posso già nominarveli, potete scegliere tra Sarà bellissimo, Dannata lotta oppure Vischio. Sono pezzi ultra applauditi e guardati sui social, e chiediamo direttamente a lei. Valentina, ci sei? Ti abbiamo ritrovato? Sì, sì, ero caduta in un Ah, è vortice. normale, anche noi cadiamo sempre, ma ci rialziamo. Dicevo, video di chiusura super guardati e applauditi, lo lascio scegliere a te. Qui siamo sempre tipo 200.000 visualizzazioni, proprio sciocchezzuole. E ripeto, non è che sei in costume da bagno, che fai cose strane, eccetera. Sono video assolutamente belli e sensuali, se vuoi, ma assolutamente normali. Quindi vuol dire che hanno ascoltato la canzone. E questo a noi ci piace molto. Mi Cavolo. piace molto questa cosa, sì, no. Guarda, ognuno sceglie il proprio modo, questo sicuramente è il mio. Per me il centro del mio, proprio della mia creatività è la musica. A parte tutto da lì, io sin da bambina, proprio da ragazzina, quando ho iniziato, mi ripetevano sempre questa cosa, e me la ripeto ancora: contano le canzoni. Poi tutto il resto è, come dire, molto divertente, può aiutare, ci si può esprimere, ma la cosa più importante è la canzone, e tutte le canzoni che noi amiamo lo dimostrano. Cioè, sono sicura che anche te in questo momento, i tuoi ascoltatori, tutti quanti, se pensi alla canzone che hai amato di più nella vita, non ti vai a chiedere se la cantante o il cantante aveva il costume da bagno o era in cima a una montagna. Ti ricordi l'emozione e la voglia di cantarla, la voglia di legarla a un ricordo. Quindi questa è la mia mission. E allora è anche la nostra, e ci piace. Valentina Paris, cosa scegli in chiusura? Dannata lotta o Sarà bellissimo? Ma guarda, sarà bellissimo, per forza. Sarà sempre bellissimo. E allora davvero, Valentina, un grande piacere. E cosa devono scrivere sui social per trovarti i nostri ascoltatori? Valentina Parisse, e io sono lì e leggo con piacere tutti i commenti, le condivisioni, insomma sono lì, mi trovate lì. E noi ti seguiamo, mandiamo in onda il nuovo pezzo Asteroide, ma attendiamo l'intero album per proporlo ai nostri ascoltatori. Grazie. Buona musica. Un Ciao abbraccio, Valentina. ciao.
Avete ascoltato Musica Indipendente,